amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi vi ho portato in un posto speciale, vi ho portato con me al mare. Insieme a noi c'è il mio fidato Achille. Sono qua perché vi voglio raccontare e condividere con voi la consapevolezza di quello di cui potete approfittare quando passate o trascorrete dei momenti al mare e come sfruttare appunto al meglio queste favolose energie che provengono del tutto gratuitamente. Sono sicura che molti dei concetti li conosciate già e che sappiate già quanto sia importante comunque l'esposizione solare, ne abbiamo parlato poi anche in un precedente video, l'acquisizione appunto dell'energia solare e l'accumulo dentro di noi. E suppongo anche che non ci sia bisogno di ricordarvi quanto l'emissione di ioni negativi che proviene dal movimento del mare e dalla salsedine che viene rilasciata nell'aria sia fonte appunto di un grandissimo benessere e riequilibrio. Dunque su questo siamo già appunto direi a buon punto, preparati e consapevoli. Come usiamo allora al meglio questi fattori e come possiamo appunto trasformarli in un lavoro interiore? È intanto importante comprendere che ci sono dei tempi che sono migliori per questo genere di lavoro. È importante appunto venire al mare o in spiaggia molto presto al mattino, per tanti motivi. Il primo in assoluto è il fatto appunto che ci sia poca gente e dunque l'aria sia sgombra e anche l'astrale ma anche il fisico sia sgombro e che vi permetta appunto di concentrarvi sulle pratiche senza appunto distrazioni o inquinamento atmosferico, che io ecco, definirei meglio proprio con questa espressione. Bisogna sapere che durante la notte le entità dell'astrale, ma anche legato all'astrale della Terra, perciò le ondine per quanto riguarda il lavoro del mare e le silfidi per il lavoro dell'aria, fanno appunto le grandi pulizie e rimuovono e ripuliscono l'ambiente. Non è un caso infatti che al mattino presto si trovi in spiaggia un sacco di sporcizia che viene appunto rilasciata dal mare, cioè dovete capire che se durante l'arco della giornata ciò non accade è perché ci sono dei cicli molto precisi che si riflettono anche nel corpo umano. Pensiamo per esempio al lavorio notturno dei cicli circadiani e comprenderemo perfettamente che anche il nostro pianeta, che è un altro organismo vivente, viva gli stessi precisi cicli con chiaramente esiti di tipo terrestre, perciò durante la notte comunque anche tutte quelle che sono le entità preposte al buon funzionamento di questo nostro livello di esistenza svolgono il loro lavoro e ripuliscono l'aria o il mare, insomma quello che è per le quali sono appunto preposte. Dunque al mattino presto noi percepiremo tutti i benefici di un ambiente ripulito a livello energetico assolutamente e potremo godere al massimo di questo ambiente proprio perché ci saprà dare il flusso benefico senza privo comunque di inquinamento atmosferico, come ho detto prima. Detto questo, che riguardava appunto l'orario migliore,
c'è anche un altro fattore. Questo genere di pratiche e di esercitazioni non lo si fa perché si viene a prendere la tintarella, ma lo si fa perché all'inizio, come in qualsiasi momento, la spinta, all'inizio intendo l'inizio della giornata, come qualsiasi momento, ora lo chiarisco andando avanti col pensiero, nell'arco della giornata appunto le forze che sono collegate al mattino, e dunque le forze del sorgere del sole, le forze dell'avvio della giornata sono spinte decisamente più intense rispetto al resto della giornata. Chiarisco dunque anche quell'altro aspetto, perché nella mia testa il pensiero faceva un parallelo con per esempio le lunazioni. Noi sappiamo infatti che nel momento in cui la luna cambia la sua fase e passa nella fase successiva, in particolare quando abbiamo il cambio di luna dalla luna nuova alla luna crescente, la spinta dal nuovo al crescente è fortissima, proprio perché predispone la nuova fase, così come dal pieno a passare alla luna nuova la spinta di nuovo è fortissima. Pertanto possiamo sfruttare non solo le forze della luna e del cambio delle fasi, e applicare lo stesso concetto del libro della natura anche alle fasi della giornata, perché abbiamo anche nell'arco della giornata una fase nuova applicabile al sole. Pertanto le spinte che riceviamo al mattino sono decisamente più intense di quelle del resto della giornata. Detto questo, che era un altro aspetto da chiarire, perché ogni volta che noi aggiungiamo un tassello e facciamo un'aggiunta siamo sempre sempre più scusate, ha visto un altro cane, sempre più consapevoli di quello che succede e di come appunto approfittare appunto di queste forze. Mannaggia, speriamo che stia buono. Allora, Achille. Ok, ha voglia di giocare. Allora, pertanto io penso di andare al sodo, altrimenti mi vedrete volare. Devi stare qua, seduto e buono. Seduto e buono. Ok, ce l'ho fatta. Allora, tolto questo piccolo siparietto, che comunque non cancellerò, perché non sono capace a fare i tagli e cuci dei video, vi spiego cosa fare, anche velocemente prima che arrivi qualche altro cane. E sono venuta presto, Allora, farete un cerchio, potrete farlo se non c'è nessuno che vi vede, anche proprio disegnandolo sulla sabbia o sulla ghiaia che dir si voglia, e porvi al centro del cerchio. È preferibile orientarsi a est, perché tutte le pratiche meditative ma anche magiche, soprattutto a ridosso dell'alba o del primo orario, è sempre positivo orientarle dal lato giusto, cioè verso il sorgere del sole, proprio per incamerare. Si faranno delle respirazioni assumendo una posizione da meditazione e rilassandoci chiuderemo gli occhi e percepiremo appunto l'ingresso delle energie solari, perché inizialmente le sentiremo sulla nostra pelle, sulla nostra testa, sul volto, percepiremo il trapassare appunto dei raggi solari le palpebre, e proprio questo percepire deve essere assimilato.
quando sentite appunto l'energia sulla pelle, impegnatevi a inglobarla, come se volutamente lasciate che essa penetri i pori della vostra pelle e si immagazzini dentro il vostro corpo. Potete aiutarvi con l'espediente della respirazione, dove ad ogni inalazione permettete a un flusso sempre maggiore di entrare e di accumularsi nel corpo. Durante l'espirazione dovrete restare neutri, ma vedere con la visione interiore e con l'espediente della meditazione, scusate, dell'immaginazione, se non riuscite a vedere voi con la vista interiore, vedete appunto che l'energia inglobata nell'inalazione, nell'inspirazione, si accumula. Detto questo, potete procedere fino a quando sentite appunto di aver fatto il pieno, di aver caricato le pile. Se è molto presto e i raggi UV non hanno superato il livello 2, cioè sono minori o uguali a 2, allora potete anche con gli occhi socchiusi fissare il disco solare. Ovviamente per questo è necessario venire molto presto perché altrimenti questo passaggio sarebbe del tutto impossibile da compiere. Magari con un lunghissimo addestramento si è capaci di fissare anche il sole di mezzogiorno. È chiaro che per i neofiti è assolutamente sconsigliato. L'inglobamento, diciamo così, delle energie solari e gli ioni negativi vi caricheranno tantissimo. Durante la giornata, probabilmente i primi tempi di questa pratica, avrete maggiore stanchezza, ma perché non siete abituati a un carico energetico così grande, ma nel tempo, lentamente, avrete sempre più forze, sempre più energie. L'appetito potrebbe diminuire, ma mangerete cibi, inconsciamente sarete attirati da cibi carichi di energie solari e dunque frutta, verdura maturata nella stagione giusta, perciò soprattutto ora che è estate, frutti e verdure di stagione, proprio pieni e colmi di queste meravigliose energie. Sappiate che è così che si comincia a predisporre il terreno per il lavoro che ci aspetta durante l'inverno e dunque fate appunto questo esercizio. L'ideale sarebbe alla fine della carica fare un tuffo in acqua, consapevoli che questo sale, noi sappiamo che in magia il sale corrisponde alla terra, ma sappiamo anche che il sale ha proprietà di contrastare il negativo, cioè si assorbe, tira via tutto quello che è negativo dentro di noi, perciò con l'energia solare noi andiamo a smuovere e con la forza del mare, l'energia del mare, ci ripuliamo anche di quello che eventualmente abbiamo smosso tramite la pratica di sun tanning, ok? Cioè l'osservazione appunto del sole. Io vi ringrazio tantissimo per avermi ascoltato fino qua. Chiudo dicendo un'ultima cosa perché è importante, dal punto di vista delle pratiche igieniche, dell'igienismo e non dell'igiene inteso come pulizia, ma proprio una filosofia di vita interiore, lasciando il sale sulla pelle, noi permetteremo alla nostra pelle di rinnovarsi. Quello che però consiglio comunque in questa prima fase non è tanto di lasciarlo troppe ore questo sale, anche se nel tempo dovrete farlo, ma i primi 1 o 2 giorni vi consiglio di fare una doccia fredda, perché
con l'acqua fredda andiamo a tonificare, rinforzare e a spronare non solo il sistema immunitario, ma anche proprio la reattività muscolare, e ripristiniamo perfettamente i circuiti biochimici ma anche elettromagnetici all'interno del nostro organismo. Benissimo, vi ho detto tutto. Dal punto di vista occulto vi ho spiegato un po' di cose che probabilmente riuscivate comunque a intuire anche da soli. Vi ringrazio comunque per avermi ascoltato fino qui, mi scuso ancora per la simpatica parentesi con il mio cane che ha visto un altro cane, e vi rimando al prossimo incontro. Un grandissimo abbraccio dalla vostra Hildegard. A presto!